Mentre a Roma si discute per tentare di sciogliere i nodi sulla questione del passaggio delle grandi navi in laguna, il sindaco Brugnaro, che non partecipa al vertice convocato d'urgenza tra il ministro Toninelli, il presidente del Porto Musolino e un gruppo di esperti, attende di essere ricevuto a sua volta. Noi andremo il 31, io e Zaia, stati convocati alla Commissione Trasporti per parlare di questo e per cui aspettiamo lì anche per rispetto al Parlamento cosa dirò, ma insomma è abbastanza ovvio perché lo dico dalla campagna elettorale, perché dico sempre la stessa roba. Penso a trovare soluzioni che si possono trovare nel rispetto del lavoro di tutti, perché questo modo di lavorare ovviamente a me non piace. E qua mi fermo con la polemica, punto. Il primo cittadino però ha intenzione di presentare un report dettagliato. Che al governo presenterò un elenco molto dettagliato che poi verrà dato a tutti i cittadini di tutte le cose che mancano nel Comune di Venezia. Dico non ultimo la fognatura di Pellestrina che non è ancora collegata col depuratore. Un lavoro che è pronto, fa parte integrante dei lavori del Mose e cominciamo da quello se non sono capaci di fare i cassoni. E poi tutti i soldi che sono stati messi dal governo precedente col patto che abbiamo fatto per Venezia, io e Matteo Renzi, ci sono 70 milioni di euro che servono per finire i marginamenti della città di Marghera, che è fondamentale perché l'acqua, e quelli vanno finiti. C'è una commissione che viene avanti e indietro da un anno e mezzo, commissione che ha i poteri della magistratura. Cioè, che cosa sta facendo? Anche quella commissione, oltre che a sentire tutti. Ci sono 70 milioni e poi altri 158 che devono essere dati per il disinquinamento di Porto Marghera. Quei soldi là li vogliamo, li pretendiamo. E poi c'è il sistema dell'antincendio di una città che tutti dicono essere da salvaguardare per il mondo, facciamo l'impianto antincendio, facciamo le fognature della città. Farò un elenco abbastanza lungo che adesso vi ho soltanto anticipato e lo mando a tutti. Perché mi sono stancato di sentire sempre qualcuno che si sorprende che c'è qualcosa che non funziona. Lo stiamo dicendo da anni, noi le risposte, le problematiche le abbiamo date, per fortuna abbiamo qualcuno in alto, parlo del Presidente della Repubblica, che ancora mi ascolta, ma per il resto veramente poco o niente. Lo farò pubblicamente questa denuncia, la sto attrezzando in maniera che ci siano i progetti, i soldi, tutto preciso, adesso è troppo prematuro, ma a questo punto non basta più le navi e basta.